Amici di Fandre, appassionati del calcio a 5 nazionale, benvenuti al Pala Tarquini, dove si sta per disputare uno degli atti chiave del girone di andata di Serie B, dove l'Ardenza Ciampino ospita quest'oggi l'Isernia, rispettivamente la terza contro la sesta in classifica. Le due squadre, esce palla al piede, numero 14, prova a fare superiorità numerica, Grubice sul secondo palo, il tocco proprio di Cesar Sachet. L'Isernia in vantaggio grazie a lui, non in perfette condizioni, 1-0. Everton, destro di Everton, poi il tocco di Enzo De Vincenzo, il pari istantaneo dell'Ardenza Ciampino che va sull'1-1 col suo bomber. Siamo in pari dopo appena 2 minuti di gioco. Torna solo Bedinotti, Vernizzi in scivolata, grandissimo intervento, esce palla al piede il capitano del Ciampino, con la porta poi a sinistra per Funes, controllo di Funes, destro di Funes. 2-1 Ardenza Ciampino, ripartenza da manuale per l'Ardenza Ciampino che si porta sul 2-1 con Fumes servito da Vernizzi. Di avvicinarsi ai primi 4 posti, intanto arriva il sesto fallo commesso su Everton, sarà tiro libero. Everton contro Dalauro, rincorsa lunga del numero 8, parte Everton, Dalauro neutralizza il tiro libero. Applausi per il Vailati, per De Vincenzo, quindi Quagliarini, fallo su Quagliarini, altro libero per l'Ardenza Ciampino. Tiron, sempre da quel lato, sempre da Laura, se ne va Rafinha, in mezzo a Sachet, Rafinha fa tutto solo, Vailati e poi Grubice per Sachet, in area di rigore, non è finita l'azione, esce Ternizzi, para al piede, 3 contro 1, Ternizzi serve a destra De Vincenzo, nuovamente per Ternizzi, Stefano Ternizzi, come nell'occasione del secondo gol, recupera il pallone, questa volta è lui a segnare e non a fare l'assist, 3-1. Everton, si accentra Everton, spedisce fuori, ruba il pallone Rafinha, 3 contro 1, Rafinha per Sachet, è un miracolo quello di Vailati che quasi alla cieca, non vedeva il pallone sopra la propria testa, ci ha messo le mani, poi il tiro fuori, ha vinto tutti i contrasti Ternizzi, Everton, neanche il tempo di mettersi questa maglietta, che subito fa gol, 4-1, Ardenza Ciampino, ancora una volta protagonista, Ternizzi che ha conquistato il pallone, si fa dura ora per l'Isernia. Campo Bedinotti, non è stato servito, Sachet prova un po' la cieca, porta vuota, Quagliarini si impegna, Sachet nella partita, è il gol di Giulio Quagliarini che mette la parola fine alla partita, più 4 Ardenza Ciampino. Bedinotti, Rafinha, 5-2, ristabilito il più 3 dell'Ardenza Ciampino. Tiron, secondo tentativo di sbaglia, 6-2 per l'Ardenza Ciampino, 6-2 sull'Isernia, una partita chiave in questo girone di andata che condanna l'Isernia alla probabile impossibilità di andare in Coppa Italia